Cari amici dell'Associazione Popolo Veneto, oggi volevo esporre un po' un mio pensiero su quello che in queste ore i media occidentali, o meglio i media occidentali globalisti, quelli che governano l'informazione e la comunicazione, la gran parte purtroppo in Italia, in Europa, in generale in Occidente, stanno sollevando sulla questione della, diciamo, persecuzione o presunta tale del dissenso nella Federazione Russa. E quindi ancora una volta cercano di dare, diciamo, lanciare il messaggio per cui in Europa, in Occidente, ci sono grandi democrazie, la grande democrazia americana con i suoi due partiti democratici, Partito Democratico e Partito Repubblicano, quindi eh, queste grandi democrazie di questi partiti che sbucano fuori dal nulla e sono finanziati non si sa bene da chi da come, o meglio in realtà lo sappiamo bene, basta informarsi, non certo tramite questi media a sua volta finanziati e quindi pilotati da determinati potentati, mentre in Russia c'è una repressione del dissenso, della democrazia, della libertà. Ma quello che mi fa specie è che questa contrapposizione vogliono farla anche tra la Federazione Russa e l'Ucraina, quindi da una parte c'è il cattivo dittatore Putin e dall'altra invece c'è la grande democrazia ucraina che è pronta a entrare nell'Unione Europea, la grande libertà, la grande pluralità del popolo ucraino, della politica ucraina, dei suoi magnati ucraini, eccetera. Le balle però sappiamo che hanno le gambe corte e queste gambe corte ci dicono che nel 2022 il presidente Zelensky, lo scaduto presidente Zelensky da ormai molti anni al potere in Ucraina senza alcun tipo poi di rinnovo o di votazione con la scusante della guerra, ha nel solo 2022 chiuso ben 12 partiti, con la scusante che sarebbero partiti filorussi in un paese come l'Ucraina che è naturalmente e logicamente, a prescindere dal conflitto, legata culturalmente e anche linguisticamente con la Federazione Russa. Lo stesso Zelensky originariamente ha sempre parlato russo, probabilmente parla ancora adesso la lingua russa, seppur voglia fare il convinto indipendentista e nazionalista ucraino. Viene da una delle zone più russofone dell'Ucraina e quindi già quello ci fa capire come dire che dei partiti vengono sciolti perché sono troppo verso le posizioni russe o troppo sensibili alle richieste diciamo, dei russofoni dell'Ucraina, ecco, questo non può esistere, no? È chiaramente una scusa, è stata una scusa per sopprimere il dissenso, per sopprimere la democrazia, o meglio, quello che non c'era neanche di democrazia, quel tentativo di contrastare la politica NATO, la politica dell'Unione Europea, la politica globalista all'interno dell'Ucraina. E quindi la realtà è che se c'è proprio un paese dittatoriale e un paese dove ogni tipo di dissenso rispetto alle politiche degli ultimi 20 anni, 25 anni, questi tentativi di dissenso sono stati repressi, è proprio l'Ucraina, quindi quella che l'Occidente chiama il paese invaso, il paese democratico, il paese che vuole essere libero, il paese che vuole aderire all'Unione Europea, il paese che attraverso il proprio esercito, attraverso i propri diciamo strumenti che gli danno in mano le forze globaliste, continua a compiere atti terroristici, continua a compiere attentati, continua a commettere atti di ogni tipo di crimine e però siccome è un paese come dicono appunto invaso, allora tutto questo è legittimo. Allora la democrazia è anche quella di un presidente Zelensky che non è stato rieletto dai cittadini, è anche quella di un presidente Zelensky che ha chiuso con una firma decine, una dozzina o forse anche più di partiti di opposizione, quindi di fatto ha eliminato l'opposizione, anche se poi l'opposizione in qualche modo si ricrea qualcosa al suo interno tra una
scandalo di corruzione e un mal di pancia dovuto a qualche spartizione di potere o di denaro che non va come qualcuno vorrebbe, e quindi in questa maniera continuano a portare avanti questo regime che, ricordo, è nato da un colpo di Stato, il colpo di Stato di Piazza Maidan ben 12 anni fa, nel 2014, ricordiamolo, finanziato, sostenuto dagli Stati Uniti d'America, dalla NATO, dall'Unione Europea, dalle forze globaliste, da un certo Soros, ecco, quelli che parlano tanto di democrazia, del popolo. È peccato che dopo però a finanziare, a sostenere queste spinte, o meglio queste azioni criminali, sono soggetti, queste rivoluzioni, le rivoluzioni colorate, sono soggetti che col popolo non hanno nulla a che vedere, o anzi vogliono approfittare del popolo, vogliono usare il popolo, vogliono sopprimere il popolo, vogliono controllare il popolo, come un certo Soros. Quindi capite che la menzogna è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che vogliono mostrare una Russia che si trova colpita nel proprio territorio, ferita nel proprio territorio e costretta a una guerra sempre più lunga e sempre più rischiosa per il mondo intero, come il male assoluto, come gli invasori, come i cattivoni, come la dittatura, come il popolo che non sa reagire alla dittatura, quando invece è l'esatto opposto, dove non c'è libertà, non c'è democrazia, non c'è nessuna tolleranza, nemmeno linguistica. È la stessa Ucraina, l'Ucraina di Zelensky, di origini russofone, che improvvisamente dice che no, la lingua russa non c'entra nulla con l'Ucraina, quando si è sempre parlato, quando ci sono intere città che sono russofone, come la stessa Odessa. Una serie di menzogne che tengono in piedi per, ovviamente, giustificare e motivare cosa? L'invio di armi, le sanzioni, le provocazioni contro la Russia, gli attentati contro la Russia, l'uccisione criminale di persone che non sono direttamente implicate con la guerra, ma semplicemente esprimono la propria opinione, come Daria Dugina, di cui ricorre fra pochi giorni l'anniversario del decesso, o meglio della morte per attentato terroristico, un vile attentato terroristico, e tante altre questioni, fatti che ha dimostrato che lì c'è l'attività criminale, che, ripeto, è nata con, ricordiamolo, l'attentato di Piazza Maidan, finanziato e sostenuto dall'Occidente, da una parte di Occidente purtroppo marcio, che vuole a tutti i costi lo scontro e il conflitto contro la Federazione Russa, con i cecchini appostati sui tetti degli alberghi, dei grattacieli a Kiev, che sparavano sulla folla, sparavano sulla polizia per fomentare lo scontro. E fomentare cosa? Il colpo di Stato. Perché la realtà è che loro che parlano di democrazia sono quelli che hanno preso il potere, ricordiamo, in Ucraina, con un colpo di Stato. Ma un colpo di Stato è un atto democratico. Ma chi lo vogliono raccontare? E quindi continuano con queste menzogne e continuano con questo cortocircuito, dove poi c'è un soggetto in queste ore, l'ex ministro della difesa Fedorov Mikhailo, che adesso, siccome è stato cacciato, sfiduciato da Zelensky, allora dice che ci vogliono le elezioni. Prima, finché aveva il potere, finché deteneva quello che a lui interessava ed era utile, il suo posticino, gli andava tutto bene. Poi improvvisamente, siccome deve a questo punto mettersi contro Zelensky, dice che no, bisogna votare. Improvvisamente la democrazia e le elezioni, o presunta democrazia, gli interessano. E dice che perché devono far vedere che non sono ostaggio di Putin e non deve essere Putin che decide per l'Ucraina. Ma come fosse Putin a decidere per l'Ucraina? Putin ha atteso e ha portato pazienza per anni e anni con quello che era successo in Donbass prima di intervenire con l'operazione militare. E chi decide ha deciso in Ucraina? Non è stato certo Putin. Ripeto, sono stati soggetti come Soros, come Biden, come l'Unione Europea, come tanti altri soggetti magnati che si sono asserviti ai poteri occidentali, forze globaliste, tutti coloro che hanno fomentato il colpo di Stato e hanno fomentato, ripeto, la persecuzione contro le minoranze linguistiche, perché quando si parla della questione linguistica, ricordo, e lo ricorderò sempre, non si parla solo delle popolazioni russofone, cioè praticamente tutta l'Ucraina, che aveva
il diritto, aveva la libertà, doveva avere la libertà ed era normale che parlasse russo, come ripeto lo stesso Zelensky ha sempre parlato la lingua russa. Ma parlo anche delle minoranze linguistiche nei territori di confine o originari di altri paesi come la Polonia, il diritto di parlare la minoranza linguistica, di parlare il polacco, di parlare l'ungherese, di parlare il rumeno. Ma questi diritti, questi soggetti, questi non li vedono, questi che parlano di democrazia. Fedorov, l'ex ministro della difesa, non vede questo, visto che parla di democrazia e vorrebbe le elezioni in Ucraina per ripristinare o per difendere non si sa quale democrazia? La realtà è che hanno fatto proprio una legge per perseguire tutte le lingue diverse dall'ucraino in Ucraina. E quindi non solo per colpire i russi, soprattutto ovviamente la minoranza linguistica, distruggere l'identità, il legame con la federazione russa, le comuni radici dell'antica Russia, ma anche per colpire le altre minoranze, in modo ideologico. Perché questo non è patriottismo, amore per la patria, dove possono esserci anche più lingue, più popoli che vivono in un'unica patria, in un unico paese, in un'unica terra di padri. Ma questo è un nazionalismo ideologico, non è un amor patrio questo. Per voler fomentare, imporre qualcosa contro qualcuno, non per difendere un'identità culturale, nazionale, storica, territoriale, locale, le tradizioni, niente di tutto questo. Questo fa capire la malafede sia di chi agisce in Ucraina per fomentare questo, sia di chi in Ucraina come ucraini spingono e portano avanti questo o sostengono tutto questo. Quindi la farsa, la storiella della democrazia, lasciamola stare per cortesia, non prendiamo in giro noi stessi, l'Europa, l'Occidente e il mondo intero, perché questa è la verità. Quindi di fronte a tutto questo i giornali e i media occidentali continuano con questa barzelletta. La realtà è che la guerra continua all'invio di armi, continua al contempo l'avanzata russa, l'avanzata della Federazione russa. La Russia naturalmente si preparerà e deve prepararsi per uno scontro anche maggiore e più forte perché purtroppo il livello qualcun altro ha continuato a alzarlo dello scontro. Le promesse di Trump sono state fortemente, per non dire totalmente tradite rispetto a quello che doveva essere un percorso di pace, un cambiamento, il fatto di non inviare più armi e altri sostegni all'Ucraina, ma nonostante questo la situazione per l'Ucraina e per l'Occidente che lo sostiene si mette sempre peggio e quindi la necessità di arrivare prima o poi a una soluzione pacifica, diplomatica e ad una resa di fronte all'azione della Federazione russa, di fronte al fatto che le controffensive ucraine di fatto sono state tutta una cosa propagandistica, insensata, anzi dannosa per prima di tutto il popolo ucraino stesso che ha patito queste sofferenze come lo patisce il popolo russo, mentre qualcun altro soffia da fuori, soffia su questo fuoco e quindi si dovrà per forza arrivare a questo. E quindi ripeto, la storiella della democrazia, come la storiella delle controffensive ucraine, sarebbe ora che i media occidentali la finissero perché è sempre più evidente con tutti i fatti di corruzione, di criminalità, di terrorismo, di persone che vengono inseguite per strada per essere reclutate a caso senza nemmeno sapere chi sono, da dove vengono, cosa fanno, se hanno esenzioni, perché più nessuno vuole andare a combattere per l'Ucraina, soprattutto del popolo ucraino, dimostrano l'esatto opposto, ripeto, a quello che ci hanno narrato finora o hanno cercato di narrare, perché le balle, ripeto, hanno le gambe corte e quindi a forza di raccontare menzogne e raccontarle sempre più grosse, prima o poi viene fuori che sono delle merite, ripeto, menzogne che non stanno assolutamente in piedi.